come stai? Bene, sono andato in nazionale dopo la partita e sono tornato ieri sera, sto bene, oggi mi alleno col gruppo, quindi è tutto a posto. Com'è andata in nazionale? No, bene, abbiamo fatto solo una partita ieri in amichevole tra di noi, mezz'ora, quindi non abbiamo fatto neanche più di tanto, quindi sto bene. È sempre un piacere andare in nazionale, oggi sono tornato qua e adesso si pensa a sabato. Ci sono 4 partite da giocare adesso, è un mini campionato, però tutti dicono può succedere di tutto. Sì, no, certo, noi dobbiamo giocare tranquilli, dobbiamo stare sereni e per fortuna queste 2 partite ci hanno ridato un po' di serenità che forse avevamo smarrito negli ultimi tempi, però è stato solo merito nostro se abbiamo vinto, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Quindi queste 4 partite le dobbiamo giocare sereni e cercare di vincere come abbiamo fatto nelle ultime 2 gare. Ma secondo te può davvero succedere di tutto? La classifica può essere stravolta in queste 2 giornate? Beh certo, se noi giochiamo come abbiamo giocato queste ultime 2 gare, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, possiamo arrivare lontano come diciamo dall'inizio dell'anno. Però non vogliamo metterci pressione, quindi vogliamo stare tranquilli e certo giocheremo sicuramente, daremo tutto, cercheremo di dare tutto come abbiamo sempre fatto e poi vedremo quello che verrà. Il Novara come si batte? Le ultime partite non ha fatto benissimo, però prima ha giocato delle grandi partite e ha fatto un sacco di gol anche. Beh, il Novara è una bella squadra, sicuramente dall'inizio dell'anno sono cambiati da moltissimo, adesso ultimamente hanno perso con il Modena in casa, però sono una buonissima squadra, se stanno ai playoff adesso è perché se lo sono meritato e negli ultimi mesi sicuramente sono una delle squadre più in forma e noi dobbiamo cercare di andare in campo e di fare la nostra partita. Poi secondo me se noi facciamo la nostra partita, se siamo concentrati per 90 minuti e giochiamo come sappiamo, mettiamo in difficoltà tutti, quindi possiamo giocarcela con tutti. Senti, parliamo di te adesso, hai avuto qualche infortunio, qualche piccolo problema, anche non piccolo, e hai fatto 20 presenze quest'anno, ti aspettavi di giocare di più, hai qualche rammarico? No, rammarico no, come ho sempre detto all'inizio dell'anno sono venuto qua era la prima esperienza fuori da Roma, quindi il primo anno non è mai facile, però sono abbastanza soddisfatto, a parte l'infortunio che purtroppo è arrivato nel momento dove magari stavo acquistando condizioni, acquistando fiducia, è arrivato nel momento peggiore, però purtroppo sono cose che succedono nel calcio, facendo questo mestiere qua succede. Io ho lavorato tanto per cercare di tornare bene e adesso piano piano sto tornando in una buona condizione, quindi non ho nessun tipo di rammarico, a parte l'infortunio. Certo uno quando va fuori si cerca sempre di giocare il più possibile. Io penso che se non avessi avuto l'infortunio qualche presenza in più l'avrei fatta, però sono abbastanza contento. Poi adesso bisogna pensare soprattutto alla squadra, quindi vediamo queste ultime 4 partite. Senti, ultime 4 partite, vada come vada, l'anno prossimo a Roma ti dicono ti va di fare un'altra esperienza, ancora un altro anno a Padova, in Serie B tu avresti problemi, preferiresti rimanere a Roma? No, io non ho nessun tipo di problema, anche perché quest'anno qua mi sono trovato molto bene con i compagni, con il mister, quindi non ho avuto nessun tipo di problema. Io quello che deciderà di fare la società sarò a loro disposizione, adesso vedremo, non so ancora niente, non ho ancora parlato con nessuno perché intanto penso a finire bene il campionato di quest'anno e poi andremo a parlare e vedremo come decideranno. Visto che gli obiettivi del Padova, bene o male, per quella che è la classifica comunque sono marginali, il tuo obiettivo principale in questo momento è giungere alla nazionale? Sì, no, certo, andare a fare l'europeo per un ragazzo penso sia una delle cose più belle una delle esperienze più belle che puoi fare e puoi avere. Certo mi sto impegnando al massimo per cercare di convincere anche il mister Mangia a chiamarmi a giugno, però adesso come ho detto prima devo pensare a queste ultime 4 partite, poi quello che verrà dopo vedremo. Volendo però tracciare un bilancio di quest'anno anche più generale, vedendo la nazionale, le ultime partite non hai giocato molto se non ricordo male.
Cosa può essere cambiato secondo te da settembre, in cui comunque in nazionale avevi un tuo posto, adesso sembra che tu ce l'abbia un po' meno? Ecco. Certo, con l'infortunio, come ho detto prima, sono stato fermo 3 mesi, quindi ho saltato qualche convocazione, l'ho saltata. Giustamente in Under 21 ci sono i migliori giovani d'Italia, quindi è normale che se magari perdi un po' di terreno per recuperarlo ci vuole un po' di tempo. Io sto cercando di impegnarmi al massimo, di dare il massimo ogni volta che il mister mi chiama e che mi vado ad allenare là. E il mister fa le sue scelte e io sono a disposizione. L'infortunio mi ha penalizzato parecchio perché essendo stato fermo 3 mesi, giustamente il mister in quei 3 mesi ha visto anche altri ragazzi che sicuramente stanno facendo bene nei loro club e quindi è normale che io sono un po' svantaggiato in questo momento. Visto comunque sia la nazionale che il Padova, al di là dell'infortunio, tu hai qualcosa da rimproverarti in questa stagione? Beh no, non ho niente da rimproverarmi perché, come ho detto prima, essendo la prima stagione fuori da Roma, essendo la prima stagione di calcio vero, anche se l'anno scorso sono stato con la prima squadra, però non è mai come quando vai fuori e devi giocare praticamente sempre. E io non ho nulla da rimproverarmi, ho sempre cercato di dare il massimo quest'anno e di fare il massimo per questa squadra e per i compagni. Poi quello che è stato ormai non... bisogna pensare al futuro e bisogna guardare avanti a queste 4 partite. Le ultime 4 partite magari qualche gol in più lo vorresti fare? Speriamo. Pensavi di arrivare un po' più che a 2? Sì, no, quando parti all'inizio dell'anno speri sempre di fare una grande stagione, poi c'è sempre il fattore magari della sfortuna oppure qualcosa succede sempre durante l'anno, purtroppo è successa questa cosa qua, però in queste 4 partite speriamo di riuscire a tornare al gol, dai. Posto? Sì. Grazie. Grazie a voi.